in diretta dallo studio 1 di Lucerna San Giovanni. Casa Peiretti. Buonasera. Questa la cantiamo insieme. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Tutti! Azzurro, pomeriggio troppo azzurro, per me mi accorgo. Ancora! Io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno annaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Dai, rete 7! Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora m'annoio più da allora, neanche un prete per chiacchierare. Come fa? Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Voilà! Buonasera e benvenuti! Ciao amici a casa! 20:08, siamo puntualissimi! Tra un po' qui con me la voce, la bellezza di Serena, ma adesso il Peiretti dà i numeri: 348 80 40 254 il numero per te, per giocare dopo. No, questo qua è il numero per i messaggi. Quindi fotografie, richieste, saluti, ok? Consigli, perché no? Perché no? Tra un po' giocheremo. Ieri sono stati bravissimi, hanno indovinato l'oggetto misterioso che c'era all'interno dello zaino, quindi questa sera nuovi indizi,
questa sera un nuovo oggetto per vincere lo zaino, ma ne parliamo dopo il prossimo di brano, che è un brano dei più richiesti, anzi, devo dire che è il brano più richiesto in assoluto. L'abbiamo già fatto in tutte le versioni, pianoforte, fisarmonica, l'abbiamo già fatto chitarra e voce, l'hanno già fatto un coro di voci, hanno chiuso così. Questa volta lo faccio io, lo faccio a modo mio, ok? Lo dedico a tutte le persone che hanno richiesto, perché arriva forse il brano più... sì, di sicuro il brano più famoso dei Nomadi. Io, Vagabondo. E visto che il Pirentino ha poca voce, è raffreddato, cantiamo insieme! Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa sempre azzurra non può essere l'età. Una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio, no woman, no cry. All right, together. No woman, no cry. Yeah, no woman, no cry. Sì, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre me ne andai, il fuoco di un camino non è caldo come il sole del mattino. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Sì, lassù mi è rimasto Dio. Oh, 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 oh.
che bel finale, che bel brano, che arrangiamento. Lo so che a casa avete visto, no, cosa c'entra un uomo nucleare con Vagabond? Oh, a me piaceva così. Allora, vediamo un po', 20:14, Paolino, bentornato, dai Hans, il nostro Paolino. Per di più nel secondo terzo tempo abbiamo un video dietro che l'ha registrato lui, un tramonto. Dov'è che eri? Ad Atene? Bravo Paolo, sei stato ad Atene, senza il Peiretti, potevi, uno piccolo spazietto in valigia, io mi mettevo a Creta, sono stato a Creta. Va bene, 348 80 42 154, il numero per i vostri messaggi, ma adesso giochiamo, ma ve lo faccio vedere, ma va che bel, io mi immagino girare per la vostra città con lo zainetto, che fighi, guarda che camminata che ho, ragazzi, che camminata. Come fare per vincere lo zainetto? È così semplice, così facile, noi adesso vi facciamo vedere gli indizi, Vai Paolo, fammi un po' vedere gli indizi qua, alla mia sinistra, eccoli qua, alla mia sinistra, eccoli qua, sono rimasti in alto, non importa, va bene lo stesso. Gli indizi nuovi sono mattino, bocca, frutta, rock e spazio. Chissà cosa avrà nascosto il Peiretti all'interno dello zaino. All'interno c'è qualcosa inerente al mattino, inerente alla bocca, alla frutta, al rock e allo spazio. Non li abbiamo qua grandi gli indizi, perché già ci vedo poco lassù in alto, immagino che... Oh, bravo Paolino! Vince lo zaino 7, gli indizi mattino, bocca, frutta, rock e spazio. È semplice, bisogna aspettare il secondo tempo e telefonare al 378 40 80506 in diretta a parlare con il Peiretti e provare a indovinare. E vi portate a casa lo zaino ufficiale, no, mica quelli di Tarocco, ufficiale di Rete 7. Insomma, aspetto le vostre telefonate nel secondo tempo. Mattino, bocca, frutta, rock e spazio. Adesso sì, posiziono l'asta qui. Ecco, perché non sono solo questa sera. No Paolo, non è un uovo di Pasqua. Non è che tutte le volte posso nascondere un uovo di Pasqua dentro zaino. Non è un uovo di Pasqua, ok? No, non lo è. Signore e signori, la voce e la bellezza di Serena. Ciao Serena, buonasera e benvenuta. Ciao, buonasera a tutti. Come stai? Bene, tu? Direi di no. Io sono un po' così, un po' capo, ma è un po' che sono capo, però resisto, Tengo duro per i miei amici a casa. E andiamo subito a cantare. Un brano pazzesco. Nel frattempo mi si è alzato il colletto da solo, non so come ha fatto, misteri della fede. Andiamo a cantare, anzi vai a cantare un brano bellissimo di Spagna che mi porta un po' indietro negli anni, mi porta in quel cartone animato, un brano con un testo incredibile, Il cerchio della vita. Questa vita che
dentro di te, devi solo sentirti al sicuro. C'è qualcuno che è sempre con noi. Alza gli occhi se vuoi, tu vederlo potrai, perché spari in anno nel blu, è una giostra che va. Questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai, e ogni vita sa che rinascerà in un fiore. Vita sarà sta vita che gira insieme a noi e non si ferma mai, e ogni vita lo sa che rinascerà in un fiore e ancora vivrà, e ancora vivrà. La bellissima voce di Grazie. Serena! Che brano, che ricordi, che atmosfera! Ricorda un po' il numero a proposito di ricordi, il numero di telefono per i messaggi, vai. Ah vai, sì, vai, vai. 348 80 40 254. Perché dovrebbero mandarti un messaggio? Perché? A te? A me, A te, certo. Per salutarmi, per richiederti? un brano. Ecco, ferma lì, perché l'altra volta Non ti hanno so. proprio richiesto un brano che adesso io- lo andiamo a fare. Eh sì, ce l'ho pronto, subito. Prontissimo. Capolavoro di Fiorella Mannoia, un testo scritto da Enrico Ruggeri, quello che le donne non dicono. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia lento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare. Lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanchi neanche quando ti dirò ancora un altro sì. Delle giornate senza silenzio che fanno verità e lasciano una scia, le frasi d'arte che tornano
parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui. Mille sere tempestose, portaci dalle rose, nuove cose, e ti diremo ancora altro. Sì, è difficile spiegare certe giornate nuove, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro. Sì. Che poi ultimamente Fiorella Mannoia ha modificato il testo, no? Ha modificato il testo e ti diremo ancora un altro no. Ah sì? Sì, anche Non lo perché sapevo questo. sì, proprio per dire possiamo anche permetterci Di dire anche no. dei no, e questo è un messaggio Esatto. importante, Quello anzi è vero. importantissimo. Donne all'ascolto, se volete dire no, dite no, Esatto. assolutamente, non ci deve essere niente, Sì. nessuno che vi obblighi a fare qualcosa. Esatto. Questo è Esatto. fondamentale, dovrebbe Esatto. essere il primo comandamento, non sì. obbligare a fare nulla alla donna, la donna deve essere libera Esatto. sempre. Adesso però, prima della pubblicità, dimmi. voglio cantare una canzone insieme a te. Ah sì? Sì, insieme. Non mi ricordo quale. Questa mi piace. Ah sì. Questa è questa. Grazie perché... Grazie perché mi eri vicina ancora prima di essere mia, e perché vuoi un uomo amico, non uno scudo vicino a te. Grazie che vai per la tua strada piena di sassi come la mia. Grazie perché anche lontano tendo la mano e trovo la tua. Io come te vivo confusa, favole rosa, non chiedo più. Grazie perché mi hai fatto sentire che posso anche volare senza di te. Io mi riposo dentro ai tuoi occhi, Io con i tuoi occhi vedo di più. Grazie perché anche lontano tendo la mano e trovo la tua. con te ogni volta è la prima volta. Non ho paura vicino a te. Grazie perché non siamo soli, non siamo soli. Grazie perché
Signori, questa è Casa Peiretti. Adesso la pubblicità, poi subito dopo tutte le vostre telefonate. Nel frattempo mi avete già chiamato in 4 o 5 nel primo tempo. Nel secondo. Però prima andiamo ancora a vedere una volta gli indizi. Vai Paolino, alziamo gli occhi al cielo per gli indizi. Eccoli qua, guardate, vai Paolino. Eccola. Mattino, bocca, frutta, rock e spazio. Cosa c'è nascosto all'interno dello zainetto? Forse lo scopriremo. Forse dopo la pubblicità. My love, my darling, I hunger for your touch. I need your love and lonely time, and time can do so much. I still mine, and è già un mese che m'hai detto, per un po' voglio star sola, che tra noi c'è qualche cosa che non vola. La valigia fatta in fretta, un saluto sottovoce, non cercarmi, mi farò sentire io. Ma è da un mese che di te non so più niente. Ho provato a immaginarti, ad amare un altro amore. Non è vero che non c'è nessun dolore. E a girare in questa casa che di te mi parla sempre, so capire quanto male ci starò. Se davvero succedesse che non torni, mi manchi e mi manca il meglio di me. Se penso che forse adesso ti ho persa, mi manchi e svegliarmi senza di te. Sto male e non ci riesco a guarire. Mi manca il profumo che ti porti addosso. L'ho messo nel letto, ma non è lo stesso. Mi manca il coraggio di immaginarti adesso con un altro. Mi manchi, my love, my darling. I hunger for your touch. We'll die, and was mi manchi. I need your love. Mi manchi. I need your love. Mi manchi. I need your love. Mi manchi. I need your. Questa è la dimostrazione che anche nella vita non tutto ciò che sembra poi in realtà è.
fatto un mashup. Ragazzi, vieni Serena, perché è il momento di giocare, è il momento di aprire ufficialmente le telefonate, ma prima riandiamo a vedere gli indizi e io prendo in braccio lo zainetto, vediamo se c'è qualcuno che prova, perché ultimamente aspettano gli altri che sbagliano, così cancellano nella loro lista cosa possa essere. Vediamo un po', 378 4080 506, vediamo se c'è qualcuno che prova a indovinare cosa è nascosto all'interno dello zaino. Vediamo se c'è qualcuno. Questa sera lì che gira. Eccoli qua, la prima telefonata di questa sera. Vediamo con chi abbiamo il piacere di parlare. Pronto? Chi sei, da dove? Ciao Enrico, siamo di nuovo Luca e Daniela da Ceva. Luca e Daniela da Ceva, benvenuti a Luserna San Giovanni, benvenuti in Rete 7 in Casa Peiretti. Allora, qua dentro cosa c'è? Se gli indizi sono mattino, bocca, frutta, rock e spazio, provaci Luca. Ma anche qui siamo molto indecisi, ma proviamo con una confezione di caffè. Una confezione di caffè? Perché una confezione di caffè? Perché al mattino la prima cosa che fai quando ti alzi è il caffè, e il gusto del caffè in bocca è buono, il caffè viene doppio la frutta, l'Arroc caffè e uno spazio caffè, diciamo un'area break, detta come si diceva una volta e non adesso all'inglese. Allora, ci fosse un notaio sarebbe in grossa difficoltà, perché ci sei andato molto vicino, ma non è la risposta esatta. Diciamo che su un calcio di rigore hai preso il palo. Grazie lo stesso Luca. Salutami tanto Daniela. Ciao. Volete fare dei saluti? Ciao Dani, volete fare dei saluti mentre siete collegati? Ma sì, volentieri. Salutiamo come al solito Aldo e Fabio e le rispettive consorti a cui vogliamo tanto bene. Che bello. Grazie, salutatemi tutta Ceva. Ciao. Grazie a voi, ciao. Vicinissimi. Vicino, mi sa, No, non vicino, ma proprio quasi. Vediamo un po' se abbiamo un'altra telefonata, poi andiamo a cantare dei brani stupendi. Arriva Elisa. Eccoci qua, subito un'altra telefonata. Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Sono Antonella da Venaria, ciao. Ciao Antonella, benvenuta in Casa Peiretti. Riprendo lo zainetto. Cosa c'è nascosto qui dentro? Dai, provaci Anto, prova. Ma non so, io penso lo yogurt. Uno yogurt? Mi spieghi perché uno yogurt? Non so, al mattino Sì, ci può stare. prendi uno yogurt, Poi? te lo porti in bocca. La frutta può essere di tutte le maniere, frutta. Uno yogurt alla Però frutta. perché comunque Uno yogurt colorato, non so, e spazio, ti dai un momentino di spazio nel fare. No, non è l'oggetto nascosto questa sera, però grazie per aver giocato con noi, grazie mille. Grazie, ciao Enrico. Ciao, alla prossima. Ciao Antonella, grazie. Ciao. Non è facile, ma Daniele e Luca da Ceva hanno aperto una porta importante, perché vediamo un po', altra telefonata subito. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Tiziano da Savigliano. Gli indizi sono mattino, bocca, frutta, rock e spazio. Cosa abbiamo nascosto all'interno dello zainetto? Può essere la marmellata? Una marmellata? Fammi vedere se è una marmellata, fammi vedere. Ecco, reggi un attimo. No, non è una marmellata. Siete tutti vicinissimi, però non è una marmellata. Grazie lo stesso. Ciao, buona serata. Grazie. Ciao, grazie. Non è una marmellata. Non è perché mattino, bocca, frutta, rock, una marmellata rock no. Occhio alla parola rock, ragazzi, è fondamentale. Altra telefonata. Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Pronto? Prontino, pronterello? C'è qualcuno in linea? Pronto? Metto giù. Niente. Non era pronto. Ragazzi, quando telefonate e prendete la linea, mi raccomando, abbassate il volume della TV, altrimenti non capite più nulla di ciò che sta succedendo. Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Ora che bella voce. Pronto? Ciao. Sei tu. Pronto? Sì, sono io, sono Gianni. Ciao Gianni, da dove? Gianni? Ciao, sono Gianni da Torino. Ciao Gianni da Torino. Allora, gli indizi ormai li sappiamo. Mattino, bocca, frutta, rock e spazio. Cosa c'è nascosto qui dentro? Secondo me è una scatola di tè.
Una scatola di me? Di me? Un Pirete in scatola? No, una scatola di te. Fammi vedere. No, però ci siete lì, praticamente l'avete indovinato. Grazie lo stesso, Gianni, ciao, un abbraccio. Ok, grazie a tutti, un abbraccio. Ciao, grazie. Saluto a tutti, ciao Gianni. Non è una scatola di te, non è altra telefonata, questa lo è. Sì. Vediamo un po'. Pronto, chi sei, da dove chiami? Ciao Enrico, sono Elisabetta da Pinerolo. Ciao Elisabetta da Pinerolo, dai che questa sera so Ci che riprovo. questo gioco ti piace, quindi dai che voglio mandare lo zainetto a Pinerolo. Mattino, bocca, frutta, rock, spazio, cosa unisce queste Una parole? busta di zucchero. Una bustina di zucchero? Sì, c'è il pacco di zucchero. Fammi vedere. No, non è una bustina di zucchero, non mi dispiace. Però un abbraccio a tutta Pinerolo. Grazie, buona Ciao, serata. alla prossima, Ciao, alla grazie. prossima, grazie. Stiamo correndo velocissimi, abbiamo ancora tempo per una telefonata, regia, siamo in ritardo, sì lo sappiamo, però diamo un po' di spazio e vediamo se la telefonata arriva in 3, 2 calla. Subito, bellissima questa cosa. Pronto? Chi è amore? Chi è amore? Pronto, ciao. Chi sei, da dove? Chiara da Guarena. Ciao Chiara da Guarene. Ma stavi parlando con qualcuno lì vicino a te? Sì, con mio marito. Come si chiama il marito? Massimo. La cosa più bella che è venuta fuori da questa televisione è la parola amore, da questa telefonata è la parola amore. Bellissima questa cosa. Allora, Guarene, vediamo se riusciamo a spedire lo zaino a Guarene. Mattino, bocca, frutta, rock e spazio. Mi ricordi il tuo nome? Chiara. Chiara, cosa c'è nascosto qui dentro? Forza Chiara, vediamo. Un piatto di pasta. Un piatto di pasta me lo mangio dopo, ma non è nascosto dentro lo zaino. Grazie lo stesso. Ciao Chiara. Un abbraccio al marito. Ciao, grazie. È così che va. così. Non è facile. Hai sbirciato tu? Hai No. sbirciato tu? No. Non hai sbirciato. Io non non ho hai sbirciato. E allora pubblicità, poi torniamo in onda con un bellissimo brano. Arriva una canzone di Elisa dal titolo Luce tramonti a nord-est. Ma dopo la pubblicità. E quindi oggi è la giornata dei nonni. Quindi, visto che mi stanno seguendo tutti i 4 i nonni, volevo salutarli e augurarli tanti auguri per questa festa. come si chiamano? Allora, Delfina, Sergio Sergio. di Montechiaro e poi Elio e Ughetta di Porte. Ciao! Ciao! Luce! Parlami come il vento fra gli alberi. Parlami come il cielo con la sua terra. Non ho difese mai, ho scelto di essere libera. Adesso è la verità, l'unica cosa che conta. Dimmi se fare qualcosa, se mi stai sentendo, avrai cura di tutto quello che ti ho dato, dimmi. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella. Luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. Sono i giorni. Ascoltami, ora so piangere. So che ho bisogno di te. Non ho mai saputo fingere. Ti sento vicino, il respiro non mente. Intanto dolore, niente di sbagliato, niente. Siamo nella stessa lacrima, come un sole
ascoltando ora. La luna mi parla di te. Avrei dato tutto quello che mi hai dato, anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, sui nuovi giorni in una lacrima, come un sole e una stella, siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, sui nuovi giorni. Ascoltami, 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 ascoltati. Serena per voi. Allora Grazie. ragazzi, ho detto nel primo tempo una cosa che non posso fare, chiedo scusa, il tempo è tiranno, sono le 20:54, dobbiamo andare a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui. Il gioco riparte domani sera e riparte domani sera sarà una grande puntata, perché torna dal vivo qui in questo studio. L'hanno richiesta tutti. La zia Marta! Torna la zia Marta! Sarà una puntata dove canterò io la parte musicale e non so cosa mi succederà, cosa mi potrà mai capitare, perché poi me ne combina di tutti i colori, quindi e torneremo a giocare. Quindi se avete un'idea di cosa possa essere nascosto lì dentro, domani telefonate nel secondo tempo e chiacchieriamo e provate a indovinare. Adesso però tutti i messaggi arrivati fin qui. Vai Paolino, abbiamo 4 minuti per leggerli tutti, velocissimi dobbiamo essere. Anche stasera presente, buonasera Silvia Montalciato. Ciao Silvia, grazie. Grazie Silvia, grazie. Un grande salutissimo da Castelmella, provincia di Brescia, da Marco, Jacopo, Stefania, Garibaldi. Ciao Grazie. Marco, ciao Jacopo, ciao Stefania, ciao Brescia e ciao Garibaldi. Oh, che bello Garibaldi, bellissimo. Bravo come sempre Enrico, lo dice Dani, grazie. Io nel frattempo saluto tutti i miei colleghi, i miei amici, certo, i gli miei SDM, genitori, tutti, gli SDM, tutti. certo. E che quando le puntate sono ricche così Non si riesce mai. No, ciao Casaperetti, ciao Enrico Peretti, ciao auguri compleanno al grande Agostino Iapicca. Ciao Ago, detto Celentino, da Antonio Primiceri di Rivalta. Ci uniamo noi come Casaperetti, come tutta Rete 7 a fare gli auguri a un grande amico. Ciao Ago, tanti auguri. Ciao, buon tanti compleanno. auguri. Ciao Enrico, a tutta Casaperetti del vostro miglior amico Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea. Ciao, di Andrea. Borgomanero. Ciao. Forza regia, forza. Sempre bello vedervi e sentirvi. Sono l'oculista personale della cantante. Ma io so già chi è. Ma ho un problema, non ho ancora trovato le lenti adeguate. Chi può darmi una mano? Chi sono? È più che mio papà. Facciamo un quiz Che nel può quiz, è bellissimo. Per forza. Ciao babbo! Ciao caro! Andiamo Vediamo avanti. se riesce mia mamma a scrivere adesso. Un grande saluto in diretta da Casa Peretti. ICU ha acceso il riscaldamento e domina il termosifone. Gigi da Valperga. Ciao Gigi! Oh, Ciao. come lo capisco quel sì. miccione. Ciao Enrico, sempre ottime scelte i tuoi brani, anche la tua ospite è ottima. Brava Serena, buona serata. Da Danilo, ciao Danilo, grazie. Tiziana, Grazia Ciao, e Maurizio, ciao. Auguri a tutti i nonni, anche a quelli che sono lassù. Grazie Gisella, Esatto. grazie. Ciao Enrico, la tua trasmissione è sempre il top, bravissima la tua ospite. Ciao Serena, grazie. Ciao, Grazia da Campiglione. Ciao, grazie. Ciao. Salutiamo tutti gli amici di Campiglione all'ascolto. Ciao Enrico, sempre presenti. Appena poi ci fai sentire dei Chi fermerà la musica. Un abbraccio a Serena e a tutti voi, Stefano, Gabriele, Mili. Guarda, facciamo così un brano Sì. che adoro cantare con la Valentina è qua mercoledì, la facciamo mercoledì. Chi fermerà la musica, dedicatissima. Eccola. Ciao, quanta musica ragazzi, Casa Peretti suscita emozioni e ricordi. Bravissimo Enrico, bravissima Serena.
Serena, da mamma e papà. Ai complimenti e ai saluti si associano i nonni montechiaresi, i nonni portesi che stanno tutti seguendo la diretta. Eccoci. Che bello. Grazie a tutti. Un saluto via Casa Peretti, Fabio da Bricherasio. Ciao Fabietto. Ciao. E salutiamo tutta Bricherasio. Grazie ragazzi, grazie. Grandissimi come sempre. Grazie amici Giovanni e Silvia d'Alessandria. Ciao ragazzi. Grazie a voi per essere presenti ogni sera. Grazie di cuore. Buonasera Enrico e Serena, siete sempre brillanti e pieni di energia. Un abbraccio ad Ale e Maddi che sono gli amori di Tata. Ciao Ale, ciao grazie, Maddi. Grazie mille. Siete bellissimi, sì, davvero. Proprio belli. Tutte e due, stupendi, bravi. Ciao Enrico, bella la tua versione di Io Vagabondo, complimenti alla tua bravissima ospite, che voce, non è che potrebbe cantare da grande di Alexia? Sì, un saluto da Fabrizio di Quarona. Da grande, devo andarla a riascoltare. Sì, però fai i compiti per la prossima volta. Ormai i compiti pronti. I vizietti, i nostri amici a casa. Ciao Enrico, ciao Serena, bravi, grazie per i brani bellissimi da Casa Peretti, metti sul 13, Robby75, ragazzi, purtroppo chiedo scusa, non riusciamo a leggere tutti i messaggi, anche questa sera siamo andati lunghi, chiedo davvero scusa, se il vostro messaggio l'avete mandato e non è passato in onda è colpa mia. Felicitazioni, ciao Enrico, ciao Serena, bella, grazie per te, un saluto. Grazie, ciao Medeo. Grazie Medeo, grazie. Enrico da Collegno vuole un brano, una canzone d'amore degli 883, va benissimo, la facciamo col tanto di dedica, magari già anche domani sono lunedì. Salutiamo Tino e Betta, stasera mi sono fermato sul video, sono veramente significativi, stupendi, ma le vostre voci poi leggo dopo, purtroppo. Vai regia, vai, mandali a rotazione, via uno l'altro, salutiamo tutti, poi dopo durante la replica me le riguardo. Ciao, salutiamo Fiorello, poi salutiamo Luca da Torino, ciao Luca, ciao Elisa, ciao di Alba, viva Alba, e salutiamo, attenzione, tutti gli amici del Bar Roma, salutiamo Nello, salutiamo Daniela di Biella, ciao ragazzi, ancora, non c'è più tempo, vabbè, grazie io ho letto qualcosa però grazie di cuore, grazie per essere stata qui, grazie a te, grazie mille Paolo. A tutti, ci vediamo domani con la zia, ciao a tutti, grazie, ciao, buona serata, grazie.